Sarà una nuova palazzina adibita a laboratori. Sorgerà vicino alla sede attuale dell'Istituto Superiore Montagna. Si tratta della prima costruzione scolastica che nasce da zero dopo tanti anni. E dopo tanti anni la provincia di Vicenza, in città di Vicenza, realizza una scuola. Erano moltissimi anni che non veniva fatto, l'ultimo è stato il liceo Quadri in zona San Bortolo. Ora si sta lavorando su questo nuovo plesso scolastico che richiede spazi, in particolare aule e laboratori. 1500 metri quadrati su 3 piani, due dei quali occupati da 8 laboratori. Il piano terra è concepito come agorà ad uso flessibile da adibire a spazio espositivo, spazio per sfilate o spettacoli, spazio per assemblee. Pareti trasparenti per dare continuità tra interno ed esterno, attenzione alle soluzioni green per l'efficientamento energetico. Il tutto vedrà la luce in tempi obbligati. Noi siamo legati a 2 milioni e mezzo di investimento che derivano dal PNRR, il quale obbliga tempi stretti, veloci, e quindi dobbiamo lavorare in quell'ottica. Stanno lavorando molto bene sia i progettisti che i nostri uffici tecnici della provincia e devo dire che le tempistiche sono quelle del appunto primavera 2023 circa l'inizio dei lavori e dopodiché tra i 18 e i 24 mesi per la realizzazione del plesso. Una risposta all'esigenza di nuovi spazi dettata anche dall'incremento costante degli iscritti. Diciamo che negli ultimi 7-8 anni siamo passati da appunto 700 agli attuali 1000 studenti, quindi c'è stato un aumento un po' costante delle iscrizioni.